le Iene Veronica Ruggeri. Io non mi fermo davanti a niente, perché io lo faccio per mia figlia, solo per mia figlia. Finché avrò aria nei polmoni, mia figlia avrà ciò che le spetta. Lei è Benedetta, la mamma di Eleonora, che da 10 anni lotta contro ospedali e assicurazioni per ottenere risarcimento per gli evidenti danni che la bimba ha subito durante il parto. E lui è il direttore generale dell'ospedale in cui Benedetta ha partorito. Perché quando mi sono rivolta a voi nel momento della nascita di mia figlia, io mi sono fidata di voi. Non sono andata a partorire in un parcheggio. Non ti vergogni di te stesso? Non ti vergogni? Perché oggi, dopo la condanna definitiva in sede penale, l'ospedale, per non pagare, continua a trascinare la famiglia in tribunale in sede civile. Abbiamo diritto ad avere questi soldi perché voi avete condannato a mia figlia in una vita che non doveva essere, perché lei vive sulla sedia a rotelle in una gabbia fatta dalle sue ginecologhe. Io non sono qua a chiedere carità, io voglio le vostre scuse che non sono mai arrivate, mai. Ed è 10 anni che sono stanca di aspettare e di sentirmi accanito il vostro male. Per cosa? Per i soldi? Avevamo conosciuto Eleonora con suo papà e sua mamma qualche mese fa, quando le assicurazioni, seppur condannate dal giudice a pagare, sembrava non avessero nessuna intenzione di farlo. Ma per fortuna, dopo il nostro servizio, è arrivata la bella notizia che il risarcimento è stato pagato tutto. Quanto? 5.100.000 euro. Dopo 10 anni di odissee, l'emozione è stata tanta. Eravamo anche increduli. Quando il vostro avvocato vi ha chiamato e vi ha detto ci siamo ragazzi, la reazione? Ci siamo abbracciati, eravamo felici, insomma abbiamo pianto perché 10 anni di esasperazione alla fine crolli e quindi abbiamo stretto nostra figlia e eravamo felici. Cosa vi siete detti? Finalmente avremmo fatto costruire una casa per i suoi bisogni, per tutto ciò che la riguardava e finalmente avremmo potuto fare terapie anche all'estero e soprattutto continuative, non saltandole, facendogliele fare per poco tempo. Di che tipo di terapie parliamo? Ossigenoterapia, piscina, fisioterapia e musicoterapia, tutto quello che a lei le aiuta a star bene e soprattutto a migliorarsi. Perché facendo tante attività che la stimolano, come la musicoterapia, lavori manuali, piscina, e riuscendo a garantirle trattamenti continui come quelli fatti in camera iperbarica, potrebbe anche cominciare più a parlare, a essere più indipendente, farsi capire. Sono tanti miglioramenti. A controllare meglio il capo, perché io ho visto una bambina che è nata con i problemi di Eleonora, che da quando ha iniziato a fare queste terapie in America riesce a star seduta da sola, a tenere il capo controllato. E a che altro servivano questi soldi? Per garantirgli un futuro a Eleonora, perché Eleonora avrà bisogno, anche quando io e Benedetta non ci saremo più, di terapie, di assistenza continua. Il nostro pensiero, se vuoi sapere qual è quello quando noi andiamo a dormire, è la paura che quando noi non ci saremo più chi si occuperà di nostra figlia. Ma tutto questo oggi è stato nuovamente messo in forse perché l'ospedale, le assicurazioni e una ginecologa sono andati nuovamente in tribunale per riavere indietro quei soldi. E qualcuno, con motivazioni davvero meschine, morirà presto, ridateci parte del risarcimento, sostenendo che la bambina avrà un'aspettativa di vita tra i 10 e i 20 anni. L'altro gruppo assicurativo dice tra i 30 e i 40. Quindi non c'è neanche una linea comune nell'indicare un'aspettativa di vita. Sono statistiche fatte sul passato, 30 anni fa. Non so adesso. E oggi le ricerche scientifiche pubblicate sulle maggiori riviste internazionali dicono tutt'altro. I più alti consulenti in Italia riconoscono che questo tipo di bambini affetti da questa patologia possono avere un'aspettativa di vita pari a quelle delle donne comuni. Ti dico la verità, io quando ho letto quella frase mi sono sentita male. Anche noi. C'era, vostra figlia morirà presto. Era questo il messaggio che arrivava, no? Dopo quello che gli hanno fatto, sentirci dire anche questo. Oltre al danno alla beffa, accanimento. Non lo accettiamo proprio. Per soldi. Non c'è un pezzo di umanità, non c'è una briciola di umanità. Ma com'è possibile continuare a lottare aggrappandosi a qualunque cosa pur di non pagare? L'aspettativa di vita di Eleonora è pari a quella di una donna normale. Eleonora è una bambina sana, è solo che è stata danneggiata al momento del parto, è chiusa in una gabbia, non riesce a esprimersi, non riesce a muovere le manine come noi, normodotati. Perché purtroppo durante il parto le due ginecologhe che la seguivano, la dottoressa Di Bello e la dottoressa Cisotto, hanno commesso non uno, ma una serie di errori. Sono andata in ospedale con forti dolori. Loro mi dicevano che stava andando tutto bene perché stava progredendo il travaglio. Il problema però è che il ginecologo dell'ospedale che la seguiva le aveva consigliato di fare un parto cesareo, ma quel giorno non era presente e nessuno ha seguito le sue indicazioni. Ho chiesto disperatamente più volte e ripetutamente a diverse persone di farmi cesareo, mi è stato negato dicendomi che andava tutto bene. Quando ho visto che hanno incominciato a spingere sull'addome di Benedetta col braccio, i piedi non toccavano nemmeno per terra talmente che spingevano, ho detto ma cosa state facendo? La ginecologa, non capendo che la bambina
bambina è bloccata perché è in una posizione sbagliata, incomincia a fare la cosiddetta mossa di Christeller, cioè spinge sull'addome della mamma per far uscire il feto, che ovviamente, proprio perché è in posizione sbagliata, non può uscire. Ma questo la ginecologa non lo capisce e continua a spingere. Mi è stato detto che se l'avessero rispinte su e fatto il cesareo, le avrebbero danneggiate. Questo mi è stato detto dalla dottoressa Cristina Di Bello. Dopo 3 ore dall'inizio del travaglio arriva la seconda ginecologa. Non fa una visita, quindi non capisce che la bambina non potrà mai uscire perché è posizionata male. E dopo aver praticato anche lei la mossa di Christeller, prende non una, ma 2 ventose e mentre le colleghe spingono, tira la testa della bimba. Io ho detto, ma cosa state facendo con la ventosa? Che è stato programmato un cesareo. Mi ha detto, lei è pregato di uscire. È il nostro lavoro. E dopo sentivo la Cisotto che diceva dovevamo fare subito un cesareo e abbiamo fatto un casino. Il cesareo è stato fatto d'urgenza dopo quasi 4 ore di travaglio e quel casino viene descritto molto bene da una perizia tecnica, come ci spiega l'avvocato della famiglia. Le manovre sulla piccola erano paragonabili a quelle di un pugile che per 2 ore e 5 minuti era sottoposto all'attacco dell'avversario senza neanche potersi difendere. Immaginiamo che cosa può aver subito un neonato in quella fase. È importante specificare che questa perizia del 2012 non è del consulente della famiglia, ma di quello dell'assicurazione dell'ospedale, che oggi si rimangia tutto e ritrascina la famiglia in tribunale con una nuova perizia fatta da un medico che Non conosce mia figlia neanche in fotografia, non sa chi sia, non sa la vita che conduce, non sa che non ha crisi di epilessia, non sa che mia figlia vive autonomamente senza respiratori né altro. Lui si è limitato a fare una perizia su delle statistiche fatte su bambini più gravi di mia figlia. Io mi incazzo perché non puoi fare una relazione solo dettata da quelli dell'assicurazione perché vogliono tirarci via i soldi, perché tu lo stai facendo per i soldi, non perché sei un medico. Io questa cosa non l'accetto. non l'accettano perché è l'ennesima batosta che ricevono senza nessuna considerazione per la loro sofferenza. Siamo arrabbiati perché vediamo da parte del direttore sanitario tanta cattiveria, tanto interesse che sta facendo anche il gioco delle assicurazioni. Perché altrimenti, visto che durante il vostro servizio ha ammesso la colpa delle 2 ginecologhe, porti avanti questa tua idea. Ed effettivamente davanti alle telecamere era stato molto chiaro. L'errore è eclatante, è stato assodato anche dalla magistratura. Io lo ritengo manipolato dalle assicurazioni e dai loro avvocati. Non cambi idea perché uno ti dice no devi fare questo, no devi fare quello. E soprattutto stai vicino alla famiglia che avete condannato ad una vita che non era così al momento in cui siamo stati ricoverati. Perché nessuno ha mai chiamato la famiglia per sapere come stava e per chiedere scusa degli errori fatti. E quando l'avevamo fatto notare ad una delle ginecologhe, questa è stata la risposta. Io non devo chiedere nulla a nessuno, io non devo mettermi in contatto con nessuno, perché io il mio dovere l'ho fatto, io la mia coscienza è a posto. Oggi se sono qua vuol dire che la mia coscienza è a posto. Vuol dire che è reato prescritto, ma una condanna c'è. Assolutamente. Non c'è una condanna. Mi risponda, dottoressa. Io non devo chiedere scusa a nessuno. Ma in 10 anni non fare una chiamata per sapere come stava questa bambina, cioè l'ha fatta nascere lei, capito? È una sala a parto questa. Non si può entrare in una sala a parto. Dottoressa, per favore. Dottoressa, lei ha mai fatto una chiamata alla famiglia per chiedere scusa? Scusa di che cosa? Che la signora non ha voluto fare il cesareo quando gliel'ho chiesto? Cosa mi ha appena detto, mi scusi? La signora quando io gli ho detto di fare il cesareo non mi ha nemmeno risposto. Ho chiesto disperatamente più volte e ripetutamente a diverse persone di farmi cesareo, mi è stato negato dicendomi che andava tutto bene. Ho parlato con il marito e gli ho detto convinca la signora a fare il cesareo. Io ho detto ma cosa state facendo? Che è stato programmato un cesareo. Mi ha detto lei è pregato di uscire. Vinca la signora a fare il cesareo che appena è arrivata ha chiesto il cesareo, Ma la quando? signora Perché lo lei aveva crede stabilito. quello che dice la signora. Certo che le credo, E certo allora, che le allora credo. vada Ma con non gli ho- quella di verità Ma e non non gli ho- con la ma mia, non gli ho perché creato- la non gli mia ho è creduto vera. solo io. Se io arrivo alle 23:15 in sala parto, come faccio a prendermi la responsabilità dalle 20 alle 23:51? Ma le sembra il tono e il modo di parlare di questa Perché lei storia? fa venire No, io non faccio così, dottoressa, non faccio così. È che qui una colpa... con l'occhio morto che sembra che stia piangendo. Ma per carità. Dottoressa, ma cosa sta dicendo? Ma perché non ha chiamato la famiglia? Iena solo lei, faccio la iena anch'io. So. La faccia la La dico la iena. Lei mi sta sui cosi. Ma lei, ma si vede Perché non ha mai sentito la famiglia e chiesto scusa? Perché? Cosa? Per aver Dico- operato bene?
aver operato bene. Cosa potrebbero fare l'assicurazione e l'ospedale oggi? Potrebbero rinunciare all'appello nei confronti della famiglia, lasciare libera la minore e vedersela tra di loro. Succederà? Non credo, si parla di gente che non ha lo spessore neanche morale per prendere una scelta di questo genere. Pagate milioni di euro di polizza all'anno per assicurare il vostro ospedale e poi ricorrete in appello contro Eleonora che non c'entra niente. Continuate ad accanirvi, sostenete una cosa e poi girate la bandiera in base a come tira il vento. E io sono stanca a dover combattere per dare a mia figlia tutto quello che le è stato tolto, i suoi diritti che le aspettavano dal momento prima ancora di nascere. Stanca di avere a che fare con gente che è come un muro, perché è solo un muro, noi abbiamo a che fare con muri. Questo è. Muri come l'assicurazione che avevamo già incontrato e questa volta non ha voluto neanche farci entrare. Ci stanno bloccando già? Possiamo ricevere senza appuntamento, non siamo aperti al pubblico. Da quando questo? È da poco. Probabilmente da quando ci hanno incontrati l'altra volta e hanno fatto una pessima figura. Io vorrei parlare gentilmente con Martinelli, per cortesia. Riferiremo appunto, come le ho detto. Siamo qui ora però, mi faccia la gentilezza, Al pubblico, mi dispiace. l'altra volta siamo entrati senza alcun problema, capisce? Come mai adesso no? Guardi, polizze aziendali. Ma noi non ci diamo per vinti e proviamo dall'uscita posteriore, ma anche qui ci stoppano e un attimo dopo ritorna il ragazzo di prima. E lascio il numero del nostro ufficio stampa, perché appunto noi non siamo autorizzati a rilasciare interviste. Sì, ma il vostro ufficio stampa è dentro, quindi perché non possiamo vederlo adesso? È inutile che chiamiamo dei numeri di telefono e ci lasciate dei numeri di telefono. Non so cosa dire. Cioè, è vecchia scuola questa. Ma non demordiamo e chiamiamo il numero che ci hanno dato. Sì, salve, sono Veronica delle Iene. Buongiorno. Buongiorno, io avrei bisogno di parlare con Martinelli, per cortesia. Pronto, sono un attimo impegnato, posso farla richiamare? Ma guardi, noi in realtà saremmo esattamente davanti al vostro stabile, avremmo bisogno di parlargli giusto 5 minuti. Noi vorremmo consegnargli le ricerche scientifiche aggiornate, così magari cambiano idea. Ma purtroppo non ci risponde neanche al telefono. Pronto? Sì? Sono Steiner. Antrust questa volta non vuole rilasciare altre dichiarazioni rispetto a quali interviste fatte con lei qualche tempo fa. Mi può spiegare per cortesia con che pelo sullo stomaco l'altra io non volta è lo stata a posso combattere contro la famiglia di Eleonora? Io posso riportare queste sue parole al dottor Martinelli e all'azienda. Va bene, io quello che vorrei che dicesse a Martinelli e a tutti gli altri è che è una vergogna vera. Sapendo che questa assicurazione ha contratti con i più grandi ospedali italiani, non ci sentiamo molto tranquilli. Non ci resta che tornare dal direttore generale, questa volta con Benedetta. Non vi siete mai incontrati e mai sentiti? Sentiti mediaticamente. Lei mi aveva detto che l'errore era eclatante, no? No, non l'ho mai detto. L'errore è eclatante, è stato assodato anche dalla magistratura. Poi siete ricorsi nuovamente in appello. I soldi sono stati versati. Bene, i soldi Poi- sono arrivati, peccato che questi soldi però rischiano di tornare indietro. Due sono le motivazioni per le quali noi abbiamo fatto ricorso. Una parte che dice che c'è stata una carenza organizzativa. Io ero presente, le ricordo che sono la madre, la Cisotto, ha preso il telefono, ha chiamato la sala operatoria di prepararla immediatamente perché avevano combinato un casino. Signora, guardi, siccome io non ero presente, allora... Io lo sto ribadendo, c'ero io. Però ci sono anche state tutta una serie di perizie. Perizie e valutazioni contro di voi, lo sa, no? Certo. L'altro aspetto è che venga riconosciuto dal giudice l'obbligo alle assicurazioni di pagare ciò che Sono devono. problemi vostri. Tra ospedale e assicurazioni, cosa c'entra Eleonora in tutto questo? No, non c'entra. Allora, primo, ci sono state 2 condanne. Le assicurazioni forse non ricordano che i loro medici legali hanno constatato che il danno era dipeso dalla negligenza medica della dottoressa Cisotto e dalla dottoressa Di Bello Cristina. Punto secondo, perché questo continuo accanimento addosso a noi che è 10 anni che non ci avete fatto mai una scusa ammettendo l'errore che c'è stato? Cosa vi porta voi la sera quando andate a dormire? Come vi sentite quando vi guardate allo specchio? Poi anche le assicurazioni, come possono fare una relazione nemmeno avendo visitato mia figlia? Non sanno che vita conduce, come vive? Ma chi le fa credere che mia figlia a 20 anni non ci sarà più? Lei potrebbe morire prima di mia figlia, lo sa o no? Ma certamente, allora, ognuno di noi, lei può disporre la vita degli altri? capisco la sua situazione, però l'obiettivo dell'azienda non è quello di sottrarre i soldi alla famiglia. E qui il dirigente si sbaglia perché nel ricorso in appello l'ospedale chiede di limitare se non escludere gli obblighi risarcitori e sostiene che è da contestarsi la quantificazione del danno patrimoniale riconosciuto alla piccola Eleonora, che detto in parole povere vuol dire che non vogliono pagare e quindi chiedono indietro i soldi già dati alla famiglia o almeno una parte. Lei da che parte sta? Lei sostiene
sostiene i pazienti con la quale ha avuto a che fare in questo ospedale o sostiene le assicurazioni? No, io sostengo l'azienda, io rappresento Non l'azienda. ne frega niente del lato Ma umano, no, non non ne frega niente. Io Questo sostengo è- l'azienda, No. ho sentito bene. Sostengo l'ULSS numero 5, Ok. sono il direttore generale. È chiaro Benissimo. che E devo- l'azienda chi dovrebbe Io sostenere? I pazienti o le assicurazioni? Mi pare che l'azienda si è comportata correttamente. Porca vacca, un'altra volta. Il punto è Guardate, uno, che voi non vedete- avete mai no, voluto voi vedete, pagare in tutto non è questo tempo. assolutamente vero, perché se non avessimo voluto pagare saremmo ricorsi immediatamente e avremmo fatto Infatti altre siamo azioni. ricorsi in appello un'altra volta. Perché non chiedete scusa? Chiedere scusa per l'errore che avete fatto in sala parto condannando mia figlia ad una vita che non doveva essere. Chiedere scusa è umiltà e chiedere scusa fa un uomo, un vero uomo. Io posso darle tutta la mia vicinanza e il mio dispiacere per quello che è accaduto. Fate un passo indietro. Non possiamo sottrarci all'appello. Lui avrà il dovere di continuare il processo, ma la cosa che colpisce è che dai documenti emergono decine di fatture di avvocati che l'ospedale ha pagato per continuare a non assumersi le sue responsabilità. A noi risultano almeno 150.000 euro, ma abbiamo solo una parte delle carte. In una struttura sanitaria, siccome è fatta di uomini, possono anche succedere gli eventi avversi. L'importante è che non si ripetano, l'importante è che siano frutto esclusivamente della imponderabilità. La dottoressa Cisotto, Che è rimasta impressa nelle nostre menti per le sue risposte, Con l'occhio morto che sembra che stia piangendo. La dottoressa Cisotto, quella che ha commesso l'errore eclatante, come diceva lei l'altra volta, Io non l'ho detto. prima di Eleonora aveva già sbagliato e c'è stata una sentenza e questa donna ha dovuto risarcire la famiglia, ha fatto lo stesso identico errore. ed eccola qui la sentenza in cui la dottoressa, pochi anni prima, viene condannata per un errore che ha distrutto la vita di un'altra bambina. La piccola Jessica poteva essere salvata, la ginecologa sarebbe dovuta intervenire un'ora prima. Quindi un errore ci sta, però questa donna era la responsabile della sala parto e aveva appena fatto un errore di quel tipo. Gli eventi avversi possono capitare. Un'organizzazione si attiva per evitare che possano ripetersi. Appunto, Non dopo è il che primo dobbiamo- errore l'abbiamo lasciata lì di nuovo ed è capitata un'altra volta. Chi ha gestito l'azienda prima di me avrà fatto tutta una serie di valutazioni. Se sono queste le regole, nessuno può star tranquillo, mi creda. Soprattutto chi entra all'interno di quell'ospedale. Oh, guardi. La preoccupazione è quello che accade, che è accaduto a questa famiglia, potrebbe accadere a chiunque. Bisognerebbe domandarsi se poi questi gruppi ogni volta che accade un problema rispondono alla stessa maniera. Poi noi non ci fermeremo davanti a nulla, se lo ricordi bene. Ma anche loro. Noi non te ci lo fermeremo assicuro. davanti a nulla. Se non siete ancora in ginocchio, finirete in ginocchio. Ve lo posso garantire. Perché io lo faccio per mia figlia. Finché avrò aria nei polmoni, avrà ciò che le spetta di diritto. Perché quando mi sono rivolta a voi nel momento della nascita di mia figlia, io mi sono fidata di voi. Non sono andata a partorire in un parcheggio. Io mi sono fidata di due che sapevano di fare il loro lavoro, dicevano di saperlo fare. Mentre invece non sono state capaci di rendersi conto del danno che stavano commettendo. Parli col suo avvocato, parli con l'assicurazione, faccia quello che vuole, ma faccia qualcosa realmente, perché sta famiglia non ne può più. Io glielo dico veramente, non possono più stare con quest'ansia.